Giovani imprenditori e welfare che verrà. Gentili telespettatori, ben ritrovati a questa tavola rotonda, appunto che tratterà di diversi temi nell'ambito previdenziale, ma anche a carattere demografico e in generale su quello che è lo sviluppo del sistema pensionistico e del welfare nel nostro territorio, nel Veneto. E allora, nostri interlocutori in questo incontro in modalità online sono Camilla Cielo, Presidente Giovani Industriali Confindustria Vicenza, che saluto, ben ritrovata. Ben Buongiorno ritrovata. a tutti, grazie. Saluto e ringrazio anche Valentina Gagliardo, Presidente di Giovani Industriali Confindustria Verona. Buongiorno Gagliardo. Buongiorno, buongiorno. E ben ritrovato anche al direttore generale di Solidarietà Veneto, Paolo Stefan. Buongiorno, buongiorno Eccoci direttore. qua, buongiorno. Ecco, partirei proprio da lei con uno sguardo a carattere generale. Dunque, diciamo che il nostro sistema previdenziale è contraddistinto da numerose variabili, tra cui le affronteremo anche con le nostre relatrici, tra cui la demografia, l'invecchiamento della popolazione, i costi energetici, ma evidentemente il tutto è condizionato alla sostenibilità, cioè con la popolazione che invecchia avremo più anziani anziani in pensione rispetto alla forza lavoro, la sostenibilità del sistema pensionistico va sempre più verso una previdenza complementare, ma complementare a cosa? Il Fondo Solidale Veneto, di che cosa, diciamo così, qual è la sua mission? In che cosa concentrate i vostri sforzi e quali sono gli obiettivi per un lavoratore per aderire, ecco, a un fondo pensione come il vostro? Beh, diciamo, Solidarietà Veneto è ad oggi il fondo pensione negoziale, quindi che nasce dalla contrattazione più diffuso nella nostra regione e si propone fin dal 1990, quindi è una storia piuttosto lunga, di andare a completare, ecco, le necessità dal punto di vista previdenziale dei lavoratori del Veneto. Certo è che, come giustamente veniva detto in introduzione, anzi ringrazio per la domanda, le esigenze previdenziali dei giovani del 1990 sono probabilmente, anzi toglierei pure il probabilmente, sono molto diverse rispetto a quelle dei giovani di oggi. Se nel 1990 ci possiamo immaginare un modello, che ne so, scuola, lavoro, pensione, possiamo dire monolitico, era abbastanza facile immaginarci che si poteva aggiungere la pensione INPS, che ne so, attorno ai 55 anni, dopo 36, possiamo dire, anni di lavoro, e quindi la pensione complementare da costruire serviva a completare quella offerta dall'INPS secondo il metodo contributivo che veniva introdotto, ricordo, negli anni 90 con la legge Dini, sulla base dell'evoluzione demografica dell'Italia, che già lasciava intravedere allora una prospettiva un po' più complicata per i sistemi a ripartizione come è quello pensionistico italiano. Ora, chiaramente oggi lo scenario cambia, la demografia è diventato un tema da prima serata, direi, con una grande attenzione mediatica in queste settimane, in questi mesi. Purtroppo mi sento di dover dire tardiva, perché la demografia di oggi è figlia di eventi accaduti ormai, che accadono ormai da 40 anni. La denatalità non è certo un tema di oggi. E quindi in prospettiva ci si aspetta che magari i sistemi pensionistici pubblici possano evolvere anche in una direzione attuale, possiamo anche immaginare che il fondo pensione debba dare risposte oggi e in futuro diverse da quelle che ha dato in passato. È stato citato il termine sostenibilità. Sostenibilità, noi, come dire, è un tema che Solidarietà Veneto affronta soprattutto per quanto riguarda gli investimenti, e guardo soprattutto da questo punto di vista le esigenze del risparmiatore più giovane, che magari punta a risparmiare nel fondo pensione non più soltanto guardando l'obiettivo di rendimento, mitigando il rischio, ma anche si chiede che tipo di investimenti fanno i fondi pensione con le risorse che vengono messe da parte.
sono investimenti che lasceranno un futuro migliore a questi giovani o comunque sono investimenti che alimenteranno, per esempio, il deteriorarsi dell'ambiente nel quale si vive. Ma sostenibilità oggi vuol dire anche sostenibilità stessa del sistema economico e del sistema pensionistico, perché per il nostro paese ricordiamoci che se non c'è demografia è difficile anche immaginare crescita del PIL, è difficile immaginare anche tenuta dei sistemi previdenziali pubblici. Ecco dunque che sempre più giovani, dobbiamo dire, anche se non sembra, approcciano l'investimento previdenziale attraverso il fondo pensione perché sono forse sempre più consapevoli del fatto che la pensione, che ci è stata insegnata come un diritto, il diritto alla pensione, è sempre più anche un progetto di risparmio. Ed ecco quindi che forse in prospettiva dovremmo ricostruire un concetto di risparmio che non è più il risparmio del gruzzoletto, della speculazione, magari fine a se stessa, ma è un risparmio legato a un obiettivo specifico, cioè quello di poter disporre di un reddito adeguato alle aspettative che possiamo avere magari quando dal lavoro non riusciremo più a trarre reddito sufficiente per vivere. E da questo punto di vista mi sento di mettere sul tavolo, e magari poi cedo il passo a chi è comunque coinvolto in questa sessione nell'ambito del Veneto Welfare Day, mi sento di poter dire che l'aspettativa del giovane di oggi non è solo quella di integrare una pensione, quella dell'INPS, che magari arriverà in misura inferiore alle aspettative, ma magari quello anche di poter accedere a una integrazione pensionistica prima che maturino i requisiti dell'INPS. Quindi un modello di lavoro barra pensione nel quale il fattore tempo non è più rigido come nei modelli del passato, ma si presta a maggiori elementi di flessibilità. E direi che è una strada che comincia questa, perché le novità che stiamo vedendo nel mondo del lavoro in questi ultimi anni, soprattutto post-Covid, ci insegnano che dobbiamo essere flessibili, pronti, capaci di adattarci con grande attenzione alle esigenze che evolvono. Ecco, allora proseguiamo adesso con l'analisi da parte dei giovani industriali, appunto di Confindustria, in questo caso con la provincia di Verona, con Valentina Gagliardo. Allora, anzitutto direi Gagliardo, una sorta di carta d'identità, chi siete, quanti giovani imprenditori sono associati a voi e cosa fate per l'azienda e per affrontare appunto il problema della pensione, no? Degli aspetti contributivi e quant'altro. Ci dà un pochettino un quadro generale su quanto state facendo. Certo, intanto grazie mille di nuovo, buongiorno. Confindustria Verona conta di per sé quasi 2000 aziende associate ad oggi, che significa circa 76.000 addetti, quindi iniziamo a mettere un po' di numeri, forse magari vediamo un po' come siamo composti. E ovviamente le imprese che fanno parte di questa associazione rispecchiano ovviamente il territorio del nord-est, che significa tanti settori produttivi articolati in varie classi dimensionali, ed è per questo che infatti anche la nostra associazione è proprio specchio del territorio che rappresenta. Infatti la base associativa è composta da circa 72% da piccole imprese e per il 24% da medie imprese, invece sono solo 4 le grandi. Noi che siamo giovani, vuol dire gli imprenditori under 40 iscritti ad oggi all'associazione sono circa più di 80, ed è un sintomo molto interessante perché in senso possibilistico è un territorio che probabilmente è in fermente, perché ogni mese registriamo anche noi un tasso di crescita di associati interessante. Questo vuol dire che non è che stanno nascendo così come funghi nuovi imprenditori, però si vede che qualcosa si sta muovendo. Rispetto alle attività che facciamo, noi come gruppo giovani abbiamo il compito di divulgare la cultura.
E divulgare la cultura significa anche osservare il momento storico in cui noi siamo e da un punto di vista organizzativo, di mercato e certamente demografico, iniziare a provare a proporre cambiamenti, mutamenti e soluzioni magari figlie di quest'epoca, di quest'era. Quindi le iniziative che in questo momento stiamo ponendo in atto sono di certo aprire continuamente tavoli di confronto per ascoltare magari qualche soluzione che non abbiamo ancora implementato. Di per sé ogni associazione ha questa base, quindi il fatto di confrontarsi. Che dire, rispetto ad ulteriori attività, noi rispondiamo a tutto quello che ci viene chiesto, ma anche dalle scuole, ma anche dal territorio. Quindi, sempre sul tema della cultura, quello che noi possiamo fare è essere un po' da traduttori tra le generazioni giovani, nuove, che stanno per entrare nel mondo del lavoro e, ahimè, le imprese che talvolta sono un po', come si dice, vetuste, se si può dire, magari sono un po' pesanti al loro interno. Quindi il nostro compito è proprio quello di fare da traduttori. Certo, ecco, proprio aziende vetuste, parallelamente voi giovani imprenditori, ecco, riguardo al settore welfare, visto che è la tematica più attuale in Certo. questi giorni e in questo periodo, ecco, i lavoratori pare che privilegiano sempre di più forme di welfare piuttosto che esclusivamente l'aspetto economico dell'orario di lavoro, ecco, il welfare aziendale nelle sue diverse declinazioni, perché è comunque un settore molto ampio. Esiste un welfare del futuro, cioè un modello unico su cui fare riferimento e su cui vuoi puntare, oppure il welfare va comunque declinato da azienda ad azienda? Voi cosa fate per il welfare del futuro? Perché voglio dire, essendo anche giovani imprenditori, è una tematica molto attuale per i vostri dipendenti, per le vostre aziende, ma che credo sia di estremo interesse anche per voi, giovani imprenditori stessi. Certo, diciamo che non esiste una formula magica, sarebbe bellissimo e sarebbe molto stimolante schioccare le dita e avere già tutte le soluzioni. Quello che noi come giovani stiamo portando avanti, come anticipavo prima, rispetto alla cultura aziendale, riguarda l'aspetto di iniziare a mappare come sono fatte le aziende, la propria azienda, banalmente iniziare a ragionare come sono i collaboratori e i miei dipendenti, in che fascia di età banalmente sono. Questo significa di che cosa hanno bisogno, quindi che sistemi io azienda posso mettere in atto, posso implementare per loro, che siano adeguati a loro, perché certo bisogna parlarsi all'interno dell'azienda, però è ovvio che se io, datore di lavoro, propongo un pacchetto welfare sulla carta bellissimo, però ho pochissima adesione, la mia buona volontà viene vanificata. Il welfare del futuro, è una bellissima domanda questa, e credo che l'unico welfare possibile sia appunto questo, quello che non venga dall'alto, non calato dall'alto, perché talvolta viene visto quasi come un obbligo. Accidenti, devo fare welfare, devo fare il piano welfare, devo. Sì, però quando le cose sono imposte, non viene percepito il reale vantaggio, il reale beneficio di questo strumento. Quindi, che dire, quando si decide di implementare un sistema di welfare, la prima cosa da fare è guardare che ho in casa, come sono fatta, anche perché non da citare, visto che si parla del fatto che abbiamo questo calo demografico molto importante, il nostro compito è quello adesso di trattenerci i bravi collaboratori, i bravi dipendenti e
cosa vuol dire trattenerli? Trattenerli perché gli si dà anche un ambiente di lavoro consono e adeguato al proprio stile di vita, permettendogli di fare ogni giorno quello che possono fare meglio e soprattutto stare bene. Il welfare, mi permetta Gagliardo, è relativo anche alla previdenza complementare, ovvero nel vostro sistema welfare c'è il capitolo di come affrontare insieme, magari aiutare i propri dipendenti, i propri collaboratori per affrontare in maniera più serena il futuro previdenziale. È un argomento, voglio dire, perché il welfare, ok, attuale, come ha detto lei, garantire il benessere attuale dei dipendenti, ma il futuro anche in visione chiaramente di un welfare familiare e sociale in generale, insomma, rientra nelle vostre tematiche di welfare anche il fatto della pensione futura? Certo, assolutamente. Credo che l'imprenditore abbia un compito importantissimo tra i vari, che è anche quello di dare esempio di che cosa significa pensare al futuro. Quindi gettare il cuore oltre l'ostacolo, certo, continuare a generare lavoro, eccetera, però uno dei temi solitamente che si dibattono poi dopo con i vari consulenti, perché poi dopo ogni imprenditore si confronta con i vari esperti, è proprio quello di dire proviamo a fornire anche una sorta di cultura e strumenti ai collaboratori e ai dipendenti rispetto a come si può risparmiare per il futuro, come si può creare il proprio futuro. Quindi certo, questo aspetto qui che ha appena citato è molto importante ed è fondamentale, insomma, da tenere viva nei tavoli di discussione anche all'interno di imprese e anche nelle associazioni, assolutamente. Certo, il mondo del lavoro è in costante cambiamento e allora serve anche un aggiornamento, voglio dire, vostro a livello anche di organigramma. Pensiamo per esempio alla pandemia che ha cambiato anche talune modalità per il lavoro. No? Pensiamo allo smart working, pensiamo anche ecco, ad un welfare strutturato in questi termini. Voi voglio dire, come vi organizzate in questo senso guardando al futuro? Come ha detto lei, la pandemia ha velocizzato determinati cambiamenti che comunque erano già in atto. Pensiamo solo a quando è stato inserito il lavoro agile e già quello, anche se non c'era nessuna pandemia in essere, ha iniziato a far girare nelle menti degli imprenditori che c'era qualcosa che stava cambiando. Diciamo che il mondo del lavoro è in costante cambiamento e proprio tornando sul tema del trattenere i talenti, oggi 2023 è impossibile pensare di poter accogliere un bravo nuovo collaboratore nella propria azienda, un nuovo talento, senza pensare di avere un'offerta flessibile e smart. Questo ovviamente va calato caso per caso e purtroppo c'è anche da dire che il lavoro difficile adesso che ogni imprenditore si trova a fare è quello di analizzare nello specifico che cos'è meglio per sé, per la propria azienda, per la propria produzione, per il prodotto che genera e anche i propri collaboratori e il territorio in cui è inserito. Quindi è veramente un lavoro cerebrale molto, molto attivo da fare. C'è da dire che, ahimè, un ragionamento andrebbe fatto un pochino a livello più ampio rispetto anche ai contratti nazionali, che non sono più attuali. Sono stati creati in un'epoca in cui ovviamente le condizioni di lavoro, i valori del lavoro erano diversi da quelli che ci sono adesso. E quindi l'imprenditore fa un po' fatica a districarsi tra quello che vorrebbe fare e quello che può fare. Quindi diciamo, la formula magica potrebbe essere il privilegiare il dialogo tra tutti gli enti coinvolti.
tra noi giovani imprenditori, ma sia del mio territorio, ma che anche di territori attorno a me, appunto nel Veneto, ho molti esempi di imprese e aziende che hanno cercato di trovare la soluzione migliore, magari offrendo, provando a modificare l'orario di lavoro, la flessibilità, ma non perdendo assolutamente in produttività, anzi guadagnandone. Ovvio, è difficile, bisogna scontrarsi anche con dei mindset che sono difficili, no? Perché abbiamo sempre fatto così e andava sempre tutto bene. Però adesso le cose sono cambiate, anche perché, tornando sul tema della demografia, ahimè, i dati ci dicono, per esempio, ed è notizia di pochi giorni fa che ho avuto da alcune scuole, che alcuni istituti non faranno partire le prime superiori. Questo è un dramma, perché per noi tra 5 anni vuol dire che non avremo quelli che ci servono da inserire in azienda. Quindi dobbiamo lavorare bene per trattenere quelli che abbiamo e non farli andare via. Anche perché in alcune province venete già il numero di pensionati ha superato quelli della forza lavoro, e unitamente al calo demografico, se ci mettiamo insieme tutto questo. Senta, volevo però sentire da lei un suo parere su una forma di lavoro che sta prendendo piede, sperimentata in altri paesi e già in qualche azienda in Italia. La settimana di 4 giorni rispetto ai 5. Ecco, secondo lei, parliamo di produttività. Può essere un incentivo alla produttività? Secondo lei questo aspetto è una strada percorribile verso il futuro? Credo che di nuovo bisogna un po' calarlo nella cultura organizzativa di ogni impresa. Ho degli esempi di colleghi imprenditori che lo stanno già facendo da qualche tempo, dove a parità di stipendio, a parità di stessi benefici, i propri collaboratori lavorano 4 giorni alla settimana e il venerdì solo chi desidera, perché ha bisogno di portare avanti dei progetti oppure ha delle situazioni in corso, si reca in ufficio oppure si collega online. Questo ha avuto un bellissimo ritorno sull'aspetto della responsabilità. Noi siamo cresciuti, almeno io sono cresciuta, in un contesto in cui, culturale, in cui venivi valutato per il numero di ore che tu stavi fisso o comunque eri visibile davanti alla postazione, che c'eri, anzi se facevi straordinari, fantastico. La situazione sta cambiando, non esiste più questa valutazione, bisogna imparare ad allenarsi a ragionare per obiettivi e risultati. Qual è l'obiettivo che mi aspetto, il progetto che mi aspetto che quel collaboratore porti avanti? Lo sta facendo nei tempi, lo sta facendo nei modi? Certo, ovviamente quando si parla di fatturato è semplice, sono dei numeri. Quando invece ci sono aspetti diversi, bisogna fare un altro esercizio. Però d'altronde, se uno vuole fare impresa, deve continuamente innovare, e innovare non solo il prodotto, non solo il processo, ma anche i processi interni. Certo. Torniamo un attimo alla previdenza complementare, se è d'accordo Gagliardo, poi coinvolgiamo anche il direttore Stefano. Ecco, voi come giovani imprenditori di Confindustria Verona, aderite, date il contributo verso la forma di previdenza complementare con l'adesione a un fondo, mi viene in mente appunto Solidarietà Veneto, oppure è una tematica a voi cara questa, oppure diciamo così ai vostri collaboratori dite vabbè, per il vostro TFR, la vostra pensione, arrangiatevi col sistema pubblico, insomma? Beh, ogni singolo imprenditore associato a Confindustria Verona, nel nostro caso, ha a propria disposizione dei professionisti, che sono appunto i funzionari dell'associazione, che proprio per la questione di vicinanza all'impresa, sanno come consigliare al meglio ogni singolo imprenditore rispetto a cosa proporre, cosa offrire ai propri collaboratori, ai propri dipendenti. E quindi giustamente ognuno un po' guarda che cos'è che gli viene richiesto. È ovvio che
se è possibile fare il meglio e fare il bene dei propri collaboratori, dei propri dipendenti, è opportuno farlo. Quindi non si può obbligare nessuno, giustamente, però dare modo ai propri dipendenti di essere informati sulle possibilità è certamente una delle cose che ogni imprenditore fa. Certo, ed è il caso, tornerei col direttore Stefani di Solidarietà Veneto, direttore, e mi sembra che il mondo produttivo abbia a cuore la previdenza complementare. I vostri numeri, voi siete il fondo negoziale più antico, diciamo così, con una grande storia nel Veneto, no? E i recenti numeri, nonostante i mercati finanziari nel corso del 2022 e all'inizio 2023 siano stati piuttosto condizionati da numerosi eventi come la guerra in Ucraina piuttosto che l'inflazione, i numeri per voi sono positivi, vuol dire che c'è una cultura nel lavoratore ed anche nelle imprese, voglio dire, essere qui con i giovani industriali delle due province già è significativo, il dialogo con l'impresa. I vostri numeri sta aumentando la cultura della previdenza complementare, nel vostro caso specifico chiaramente. Ma allora, penso che valga la pena di sottolineare questo tema del territorio della collaborazione partendo proprio dall'inizio, perché se negli anni 90 alcune aziende incominciarono a siglare accordi di regolamentazione della tematica della previdenza complementare nel territorio del Veneto, fino poi anche al raggiungimento dei primi accordi regionali siglati proprio da Confindustria Veneto fra il 97 e il 99, questo è segno di una grandissima lungimiranza. Cioè, in Veneto è stata fatta la previdenza complementare prima ancora che esistessero delle norme a livello nazionale. Quindi i rappresentanti dei datori di lavoro hanno saputo guardare avanti al pari di quello che hanno saputo fare i rappresentanti dei lavoratori, in una fase in cui, diciamocelo chiaramente, c'era davvero molta distrazione rispetto al tema del risparmio in chiave previdenziale. Quindi se questi qui sono i presupposti degli anni 90, io credo che quest'oggi possiamo anche guardare in prospettiva in senso costruttivo e mi riallaccio alla situazione attuale che è stata descritta, ossia in una situazione difficile dal punto di vista finanziario come quella del 2022 con i fatti che sono stati citati, quindi l'inflazione, la guerra, la crisi energetica e così via, nel territorio il fondo pensione regionale è riuscito a crescere registrando i migliori numeri dei 33 anni di attività. Come mai? Beh, ci sono delle forze che stanno lavorando assieme nella medesima direzione. In alcune province, tra l'altro in maniera anche davvero molto, molto forte, in alcune altre magari meno, quindi ci sono delle esperienze sicuramente da scambiare, però assistiamo da un lato all'attività del fondo che negli sportelli territoriali gestiti direttamente riesce a incontrare le persone ed è importante incontrarle le persone quando ci sono i momenti di difficoltà, perché è facile andare a parlare di previdenza e di rendimenti quando le cose vanno bene, ma è molto più interessante professionalmente anche, come dire, accattivante farlo quando magari i mercati finanziari vanno meno bene. Ma al tempo stesso ci sono che ne so, i rappresentanti dei lavoratori che agiscono per loro conto nell'assistenza dei lavoratori stessi, dei loro affiliati, diciamo, ma le stesse aziende ospitano nell'ambito delle possibilità che ci vengono di volta a volta concesse, ospitano Solidarietà Veneto che collabora molto bene, devo dire, con tantissimi uffici del personale, sono molti di più, per dire, gli sportelli che di Solidarietà Veneto ospitati direttamente in aziende in collaborazione con gli uffici del personale di aziende dalle più grandi ma anche alle più piccole e questo spiega ecco come si sia potuti a mio modo di vedere crescere anche in un anno come quello passato per cui ecco una sensibilità si è diffusa sulla base di che cosa? Credo della classica consapevolezza del Veneto che magari ha da parte sua nel DNA il tema del risparmio, ma anche la capacità di guardare avanti, prendendo atto di difficoltà, ma senza ricorrere come dire, senza andare a mendicare risposte
a terzi, ma rimboccandosi le maniche e cercando di trovare delle soluzioni. Se la demografia è quella che è, la soluzione è cercare di costruire per tempo, goccia dopo goccia, percorsi di risparmio, e questo lo si sta facendo da un lato grazie all'informazione, dall'altro anche grazie all'appoggio al sistema intero delle parti sociali. Qui oggi ne abbiamo rappresentato un lato, diciamo quello datoriale, e il legame con gli imprenditori più giovani credo che sia importantissimo, perché è chiaro che se andiamo a parlare quest'oggi con un imprenditore magari che ha vissuto l'epoca dell'industrializzazione post seconda guerra mondiale degli anni 60, 70 e 80, si immaginerà probabilmente la previdenza complementare come un costo, ma in realtà oggi abbiamo sentito parlare di elementi di welfare che arricchiscono invece le potenzialità che un'azienda può offrire ai propri dipendenti, diventando attrattiva in un ambiente in cui, ahimè, lo vediamo anche noi, tra l'altro, il lavoro, come dire, è molto e le persone scarseggiano. Quindi, da un certo punto di vista, c'è per chi cerca lavoro la possibilità di scegliere, e c'è anche la possibilità di scegliere avendo a disposizione un set di strumenti retributivi variegato, ricco, e che guardano anche alla prospettiva come la previdenza complementare. Non dimentichiamo, ragionando di giovani, che in Solidarietà Veneto ci sono oltre 4.000 iscritti come soggetti fiscalmente a carico, quindi da questo punto di vista si manifesta la attenzione da parte delle generazioni più anziane nel trasferire una cultura, ecco la cultura del risparmio, ai più giovani che quando inizieranno a lavorare probabilmente proseguiranno il loro percorso sfruttando la capitalizzazione finanziaria. Vuol dire, Stefan, se abbiamo compreso bene le sue parole, che si può, diciamo così, iniziare a pensare a una forma di previdenza complementare non soltanto nel mondo del lavoro, ma anche un bambino, un ragazzo, un minorenne, quindi soggetto fiscalmente a carico in questo senso. Esistono, cioè ci diceva, se non abbiamo capito male, 4.000 iscrizioni nel Veneto per quanto riguarda queste posizioni. Sono numeri che voi vi aspettate che possano crescere rispetto, per esempio, al resto d'Europa? Ci sono dei dati, no, su questa forma di previdenza, chiamiamola, definiamola impropriamente precoce, ecco. Come dire, io ho 3 figli maschi, li ho iscritti tutti e 3, altrimenti non mi volevano come direttore, ma fuori così, lasciando perdere le battute, c'è una sensibilità da questo punto di vista. È curioso osservare che non è identica in tutte le province. La provincia in Veneto dove l'attenzione maggiore all'iscrizione delle giovani generazioni è la provincia di Belluno, ma noi siamo sicuramente, come dire, a disposizione per cercare di allineare anche i colleghi delle altre province, a cominciare da Verona e da Vicenza, dato che oggi siamo qui che parliamo con i responsabili del lato Confindustria giovani di questi territori. Quello che possiamo dire in termini generali è che una sensibilità esiste ed è crescente, che se ne dica, i giovani si dice non sono attenti a questi aspetti qua, non è del tutto vero. La maggior parte delle iscrizioni che noi abbiamo registrato lo scorso anno sono proprio di 30enni, 35enni, quindi voglio dire non giovanissimi, ma comunque persone che si approcciano a una prospettiva in modo costruttivo. Per cui sensibilità ce n'è, anche senso di responsabilità, lavoro da fare tantissimo, direi assolutamente, dal lato soprattutto dell'informazione. A questo punto coinvolgerei anche Camilla Cielo, presidente Giovani Industriali di Confindustria Vicenza. Buongiorno. Anche con lei una piccola carta d'identità per farci capire le dimensioni e i numeri, sì, della vostra associazione in provincia di Vicenza. Cielo. Grazie. Allora, il gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Vicenza conta circa 100 partecipanti attivi. Siamo riusciti a riportare più di 40 persone con anche nuove iscrizioni dentro al gruppo. Un altro passo importante è stato fatto nella digitalizzazione del sito e delle iscrizioni e con un invio di un'indagine mirata sui bisogni e le preferenze degli iscritti in modo da valutare attività mirate, e una tra queste sono state le visite
aziendali, il nostro insomma marchio di fabbrica, l'attività che è più importante insomma nel nostro gruppo. Abbiamo visitato in questi 2 anni notevoli realtà vicentine e anche extra vicentine, quindi questo è un punto a favore dell'essere, quando ci chiedono perché iscriversi a Confindustria Giovani, è perché andiamo a visitare veramente tutte le realtà del territorio, sia piccole che grandi, per trasmettere sia agli associati che ai nuovi, agli aspiranti associati, questo spirito di aggregazione che è proprio insito nel nostro gruppo. Sappiamo che voi avete lanciato come giovani imprenditori di Confindustria Vicenza il progetto Generazioni Future. Ce ne vuole parlare di questa idea? Quando è nata? Cosa state portando avanti e con quali obiettivi? Certamente. Questa idea è nata l'anno scorso ed è culminata in un convegno a maggio, in cui abbiamo portato i risultati di 2 indagini fatte sul territorio vicentino, una sulle aziende e una su un gruppo di mamme eterogeneo del territorio vicentino. Il gruppo è un gruppo di Facebook che ha accettato di partecipare e che mi piace citare, ed è il gruppo Essere Mamme a Vicenza. Uno dei dati più sconfortanti che è emerso dall'indagine è che il 19,1% delle mamme dopo la prima gravidanza si licenzia perché non riesce a conciliare il lavoro con la famiglia. Questo è un dato su cui puntare tantissimo ed è per questo che abbiamo deciso di istituire un vademecum di migliori pratiche aziendali che mostreremo nella nostra prossima assemblea il 12 giugno, nel quale appunto daremo le migliori pratiche aziendali che le aziende vogliono adottare, del territorio, anche extraterritorio, vogliono adottare, oltre alle normali pratiche statali. Ecco, ci può dare qualche anticipazione? Buone pratiche, possiamo immaginare magari una maggior tutela per quanto riguarda l'aspetto familiare per i propri figli, Certo, agevolazioni certo. per le mamme, ci può dare qualche anticipazione? Abbiamo riscontrato che la flessibilità è uno dei passaggi più richiesti dalle famiglie, un'agevolazione in tutti i termini, ed è necessario, secondo me, che oltre a un intervento delle aziende, noi puntiamo ad avere a essere ascoltati anche dallo Stato, perché è giusto che ci siano delle leggi a tutela dei lavoratori con famiglie migliorative rispetto a quelle che ci sono oggi. Quindi noi continueremo a batterci su questo e speriamo che la nostra assemblea di giugno sia solo un primo passaggio. Ecco, asili nidi, centri estivi, possono essere queste alcune idee, perché voglio dire, a livello nazionale si parla molto di politiche, sì, economiche, come il taglio del cuneo fiscale, oppure il rinnovo dei contratti di categoria. Ecco, ma il welfare familiare, certo, specifico riguardo alle donne, noi abbiamo un tasso di occupazione femminile tra i più bassi in Europa. Ecco, voi volete migliorare, voi come giovani imprenditori, nel futuro delle vostre imprese? Sì, ci sono 2 progetti a cui ci stiamo legando nel nostro territorio, che sono molto importanti. Il primo, stiamo collaborando con un asilo nido in provincia di Vicenza, il quale ha istituito una convenzione con le aziende del territorio circostante, in cui il datore di lavoro può decidere di pagare in parte
o totalmente il contributo per l'asilo nido del dipendente. E un altro progetto molto importante da citare è il progetto Giano di Cartigliano, in cui ci sono le portavoci Laura Bertacco e Ilenia Cappeller. Loro hanno istituito una vera e propria rete in cui, di solidarietà del paese di Cartigliano, in cui c'è sia il servizio di bus, diciamo, la mattina per i bambini, sia dall'uscita della scuola per portarli nelle varie attività, quindi e anche i centri estivi sono molto coordinati e family friendly, quindi sono a beneficio di tutte le famiglie della cittadina, e sperano che questo progetto si evolva via via e si ampli nelle varie città circostanti. Quindi questo può essere un primo punto. Un secondo punto, secondo me, è che ci siano appunto centri estivi e dopo scuola diciamo coordinati con l'attività dei familiari, quindi con orari consoni e con costi anche abbordabili, perché uno dei problemi principali sul fatto che le donne non vadano a lavorare o si licenzino dopo la prima gravidanza è il fatto che gli asili nido costano tantissimo, quindi degli incentivi in tal senso sarebbero più che adeguati. Certo, ecco, la figura femminile, abbiamo parlato con le collaboratrici, delle lavoratrici dipendenti, ma a livello aziendale, ecco, voi abbiamo due figure femminili, come lei e la sua collega, a capo dei giovani industriali delle province di Vicenza e Verona. Secondo voi il lavoro femminile nei vertici aziendali, noi anche in questo caso in Italia mi sembra che siamo messi un po' baluccio, a livello di imprese, di industriali nelle vostre province, la presenza femminile, voi ne siete a capo e quindi è sicuramente già un bel segno questo, ma a livello generale, a livello delle presenze nella vostra associazione, ci sono imprese femminili, voglio dire, perché il lavoratore dipendente, ok, lei ce n'ha giustamente parlato, ma a livello di nuove imprese femminili, voi spingete o fate qualche cosa in questo senso per agevolare magari l'iniziativa di potenziali nuove imprenditrici giovani? Allora, noi stiamo chiedendo al Consiglio dei Senior di Confindustria Vicenza di far entrare delle aziende, delle start-up o comunque delle aziende giovani, anche femminili, quindi a costo zero per i primi anni, per incentivare quindi la cultura di impresa e l'associazionismo. Questo secondo me è un primo passo da fare. Per quanto riguarda il numero delle imprese a carattere femminile, sono comunque ovviamente meno rispetto a quelle maschili, però io vedo un trend positivo. Non so se la mia collega Valentina vuole controbattere. Certo, sentiamo anche il parere sì, di Valentina Gagliardo, il suo punto di vista nella provincia di Verona, cosa riscontrate a livello di imprenditoria femminile? Ma c'è da dire che in questi ultimi anni sono state fatte grandi politiche, grandi battaglie anche a livello europeo e incentivare l'imprenditoria femminile. Io sono dell'idea che non sia una questione di genere quella da sottolineare, nel senso che nel momento in cui smetteremo di dire è uomo o donna, allora sì che veramente ci sarà la parità. Credo che sia successa la stessa cosa a Camilla quando noi siamo diventate presidenti. Una delle tante domande che ci vengono fatte vuoi essere chiamata presidente o presidentessa? Sì. Quindi l'italiano è il presidente, insomma il nome esatto. è quello. Quindi concordo. È stato... di certo anche i nostri territori, Verona e Vicenza, sono specchio del territorio italiano e del pensiero italiano.
negli anni, pensiamoci, quante imprese in Italia puramente femminili ci sono state? Ecco, la stessa cosa si ripercuote ovviamente nei singoli territori. Torno sul tema che non è una questione di genere, ma è una propensione nel nostro caso all'imprenditoria, quindi quella cultura di voler generare qualcosa, creare valore per la propria impresa, per il territorio e soprattutto per appunto le generazioni future. Quindi ti rubo la citazione, Cami. Assolutamente. Stefano, vorrei tornare un attimo da lei. Ecco, gli esempi delle due presidenti di Giovani Confindustria delle due province mi sembra una testimonianza appunto che il dialogo è costruttivo tra imprenditori e anche con un fondo come voi per guardare al futuro in un'ottica di un welfare e fare sistema nel Veneto. Della serie il piccolo e bello è un concetto superato questo, voi ecco dialogate come fondo con queste e altre realtà del Veneto, andate nelle aziende per diffondere il vostro sistema di welfare, in questo caso previdenziale. Beh, sì, diciamo una delle caratteristiche tipiche che motiva l'esistenza stessa dei fondi territoriali, che sappiamo che in ambito nazionale esistono anche differenti tipologie, come i fondi nazionali di categoria. Ecco, una delle motivazioni principali dell'esistenza dei fondi territoriali è proprio quella di cercare di mettere a disposizione uno strumento, degli strumenti capaci di penetrare, di essere presenti nel territorio con maggiore efficacia rispetto ad altri che magari hanno una maggior distanza tra soggetto che governa la prestazione e fruitore della prestazione. Quindi sì, assolutamente sì, andiamo sul territorio prevalentemente proprio nelle piccole e medie imprese. Facevo proprio una verifica nei giorni scorsi e l'impresa media iscritta a Solidarietà Veneto, diciamo che versa a Solidarietà Veneto, fra le 17.000 che sono associate, ha 3 dipendenti, quindi ecco questo è il nostro diciamo interlocutore tipico come azienda, assolutamente normale. Ecco, un aspetto va definito: qual è il punto di forza dei fondi pensione contrattuali come Solidarietà Veneto? È proprio la capacità di mettere assieme tanti piccoli soggetti, siano essi risparmiatori, siano esse aziende, per poter fare massa critica e poter negoziare con la finanza, con la grande finanza, dei costi di prestazione inferiori a quelli che riusciremo a ottenere se ci muovessimo tutti singolarmente, indistintamente. Quindi il fondo pensione negoziale mette assieme, ecco, tante piccole realtà che tipizzano proprio anche il nostro territorio, che sono il nervo dell'economia, se vogliamo, del nostro territorio, riesce ad aggregarle in un progetto che non è quello del direttore, di Paolo Stefano, dei colleghi di oggi, ma è un progetto che parte da lontano, parte proprio dalla capacità delle parti sociali di mettersi attorno a un tavolo tanti anni fa e appunto puntare a questo obiettivo nel benessere comune dei cittadini del nostro territorio, insomma. Certo, Stefan, con un occhio appunto ai mesi prossimi, i mercati finanziari, il rialzo dei tassi, chiaro, stiamo parlando di welfare, però logicamente quando si parla di risparmio, voglio dire, tutti vorremmo avere un segno positivo, no? riguardo il nostro risparmio. E allora le previsioni quali saranno per il prossimo futuro, per questa seconda parte ormai del 2023 con i mercati finanziari che si stanno evolvendo? Ecco, il nostro risparmio previdenziale, dobbiamo porci qualche interrogativo, così come il rialzo dei tassi sta influendo sui mutui e di conseguenza il risparmio previdenziale potrà avere un rendimento minore in questo senso. Come stanno le cose e come le prevede? Beh, diciamo, molte domande, è difficile rispondere in pochi minuti, eventualmente faremo un'altra trasmissione. Allora, anzitutto il tema delle previsioni. Quando si parla di previdenza complementare, le previsioni, insomma, sono qualcosa di non proprio intonato, nel senso che tra l'altro in giorni in cui piove, le previsioni del tempo, francamente, ecco, sono quelle di cui forse abbiamo più bisogno e che hanno anche maggiore possibilità di realizzo.
Dobbiamo, credo, dimenticare che la previdenza complementare si faccia con le previsioni. La previdenza complementare si fa con la progettazione di un progetto di risparmio che parte mettendo soprattutto sul tavolo il tema tempo. Quindi noi normalmente consigliamo, quando si inizia un percorso previdenziale, lo dico con uno slogan, versare poco e per tanto tempo, cercando di dimenticare le previsioni di breve termine che ci portano ad alimentare meccanismi emotivi, così che quando le cose vanno bene sono portato a investire e a prendermi più rischi, e quando le cose vanno meno bene sono abituato a fuggire. Non è questo il metodo, lo si impara naturalmente spesso come dire, sulla propria pelle. Però se vogliamo fare una fotografia della situazione attuale, la situazione attuale si distingue soprattutto per quanto riguarda i tassi di interesse rispetto a quella di 3-4 anni fa, perché se 2016-2017, dopo le politiche di Mario Draghi, ci trovavamo ad essere capitati nel deserto, lo chiamavamo noi, dei tassi a zero, con ridottissima remunerazione di tutti gli investimenti obbligazionari, ecco che oggi ci troviamo ad avere ripristinata una remunerazione soprattutto sui titoli di Stato a lungo termine, in generale sui bond, che è in linea con magari quello che conoscevamo prima di Lehman Brothers, prima di tutta questa dinamica di facilitazione finanziaria degli ultimi anni. Quindi se io fossi una persona che oggi si approccia per la prima volta al tema della previdenza complementare, rispetto ad una che magari lo approcciava 5-6 anni fa, trovo due situazioni sicuramente di vantaggio. La prima è che trovo mercati azionari un po' meno cari, dopo una lunga rincorsa durata un decennio, e trovo mercati obbligazionari più remunerativi. Quindi probabilmente è un buon momento per iniziare un periodo di accumulo. Trovo anche qualcosa di nuovo rispetto al passato, cioè una previdenza complementare che è maggiormente attenta agli oggetti nei quali si investe, non soltanto ai risultati. Quindi ottengo un risultato, un rendimento attraverso un oggetto. È innegabile, e anzi si diceva nell'introduzione, ci sono dei rischi, ci sono dei pericoli, delle attenzioni. Beh, allora, quando si fa risparmio, non bisogna mai dimenticare che qualsiasi forma di risparmio è assoggettata a livelli, seppur variabili, di rischio. Il rischio c'è sempre, c'è nelle cose della vita. Gli imprenditori che sono qui oggi sanno benissimo che per affrontare un'attività imprenditoriale, per affrontare, vorrei dire, la vita stessa, ci sono dei rischi da gestire. Il rischio non si può negare, ma va gestito. Allora ci saranno dei cittadini che hanno una maggiore propensione al rischio, degli altri che hanno una minore propensione al rischio. Quindi quello che noi ci proponiamo di fare è di cercare di affiancare il risparmiatore nella gestione del rischio, cercando di poter ottenere il meglio nel lungo periodo, costruendo per lui o per lei un vestito su misura per il proprio risparmio previdenziale, in modo tale che non si debba da un lato subire la paura del rischio, né dall'altro prenderne troppo quando non è necessario. Il modello dei fondi pensione negoziali, con i bassi costi che caratterizzano queste tipologie di forme di investimento, favorisce il risparmiatore, perché se devo pagare poco di costo, di fatto ho già un rendimento implicito e non devo andare a rincorrere per forza rischi per ottenere maggiori rendimenti, perché la contrattazione, l'aver fatto massa, ha consentito ai fondi pensione appunto negoziali come Solidarietà Veneto di ottenere risultati migliori in termini di gestione contrattualmente previsti fin dall'inizio del percorso. Certo, Stefan, approfondiremo con lei queste tematiche in futuro. Ci stiamo avviando verso la conclusione. Credo che sia stato un incontro molto costruttivo, ci ha fatto veramente piacere sentire la dinamicità dei giovani imprenditori. Allora seguiremo con estremo interesse le attività dei giovani imprenditori di Confindustria Vicenza, con Camilla Cielo che ringrazio per essere intervenuta in questa tavola rotonda, e ringrazio anche Valentina Gagliardo di Confindustria Verona per essere intervenuta. Seguiremo, ripeto, con attenzione il vostro operato, perché è assolutamente interessante nell'ottica del welfare, ma in un'ottica futura, in un sistema nel quale evidentemente il welfare e in generale il mercato del lavoro sembra che siano al primo posto
fra i pensieri della nostra popolazione. Grazie infinite a Valentina Gagliardo per essere intervenuta. Arrivederci Valentina. Arrivederci, grazie mille a voi. Ecco, probabilmente Camilla Cielo ha dovuto già lasciarci per precedenti impegni presi. Che dire Stefania, è stato veramente interessante aver fatto questo focus sul welfare, testimonia il fatto che il dialogo con gli imprenditori, in questo caso i giovani, sul futuro è un'attenzione non solo per voi di Solidarietà Veneto, ma credo sia importante il dialogo in questo senso fra tutti voi per una conoscenza in più. Vuole aggiungere qualche cosa che ritiene utile in conclusione, Stefano? No, direi soltanto un aspetto che mi ha colpito di questo incontro, cioè la poliedricità, la trasversalità attraverso la quale il benessere, il welfare dei nostri concittadini può essere raggiunto. Quindi magari il nostro punto di vista è quello del risparmio a lungo termine, ma arricchisce anche cogliere magari altre sfaccettature legate, che ne so, al tema demografico, alla flessibilità del lavoro in azienda, quindi più mani lavorano in direzioni parallele con l'obiettivo comune, credo, che è quello del benessere della persona. Benissimo, e con questo ringraziamo anche lei, Paolo Stefan, direttore generale di Solidarietà Veneto, e ringraziamo tutti voi, gentili telespettatori, per l'attenzione che ci avete prestato. Arrivederci. Grazie. Avvertenza, messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell'adesione leggere la documentazione prevista da CODIP. I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.